C'era una volta in un castello fatato una stregaccia, le puzzava anche il fiato, tanto che quando si guardava allo specchio il poveretto le sputava in un occhio. E aveva una figlia brutta, pallida e bianca, sporca, pelosa e giornalmente più stanca, che tutto il giorno stava sempre a dormire e Biancaneve si faceva chiamare. Ella viveva in una mini cantina piena di poster di Cicciolina e come amici 3 animaletti, un topo di fogna e 2 pidocchietti. E si pensava fosse ancora illibata perché nessuno l'aveva sfiorata. Ma un brutto giorno la cattiva matrigna, con un pigiama dal colore di prugna, chiese allo specchio con la voce sublime: chi è la più bella di questo reame? Lo specchio rispose senza quasi pensare: mi fate schifo, andate a cagare. Allora infuriata lei chiamò il cacciatore, che arrivò subito dopo 6 ore, e gli ordinò con la sua voce potente: uccidi la Bianca e portami un dente. Ma il cacciatore, che era molto arrabbiato, senza stipendio, quindi molto incazzato, portò Biancaneve dietro un grande cespuglio e fece finta di essere coniglio. Intanto nel bosco era scesa la sera e Biancaneve, rimasta da sola, vide lontano una bella casetta e si avvicinò con la sua bicicletta. Era la casa dei 7 nani, tutti con nomi abbastanza comuni: dammelo, prendilo, picchialo, stringilo, strozzalo, scippalo e l'ultimo franco. Erano tutti dei minatori, 4 guardavano e 3 stavano fuori, ed invitarono la dolce fanciulla a coricarsi dentro la stalla. Per Biancaneve finì quel digiuno, ne aveva 7 al prezzo di 1. Ma una mattina, una brutta mattina, bussò alla porta una strana vecchina, che regalò a Biancaneve una gran cesta con 1 chilo di mele. Ma il lupo cattivo, che era sempre presente, e in questa favola non c'entra un bel niente, e disse alla Bianca: no, non mangiarle, hai la gastrite, non puoi digerirle. Ma lei testata, scema e cocciuta, le mangiò tutte e poi cadde svenuta, perché le mele di quel cestino erano tutte senza il bollino. Ed un proverbio nacque in quel giorno: mangia una mela che ti levi di torno. Ma quando i nani ritornarono a casa e la trovarono a terra distesa, presi dall'ansia e da un grande rimorso, telefonarono al pronto soccorso. Dopo 2 ore arrivò l'ambulanza con 3 infermieri tutti quanti in vacanza, ed un dottore sporco e molto buzzurro, che si chiamava il principe azzurro. Appena vide la Bianca svenuta, disse: che bella, mi sembra una fata. Le praticò la respirazione e le si svegliò con l'eccitazione, e per finire da deficienti vissero tutti felici e contenti, ma più di tutti Biancaneve.